Prima è arrivato il camper su cui campeggiano il suo volto e il messaggio elettorale, poi è arrivato lui. Rosario Crocetta ieri sera ha fatto tappa ad Agrigento per partecipare alla conferenza programmatica sul tema dell'economia organizzata dal PD. Inevitabile la prima domanda dopo la fresca intimidazione subita. Come si sta vivendo questo momento? Ma con grande serenità e con grande calma e con grande determinazione, non è che sarà una letterina sicuramente a spaventarci. Io quello che posso tranquillizzare a questi signori è che quando sarò presidente, se i siciliani lo vorranno, si farà una lotta alla regione siciliana che non c'è stata mai dal dopoguerra in poi e faremo pulizia. Poi i riflettori puntati sui temi della campagna elettorale. L'ex sindaco di Gela, oggi in corsa per la presidenza della regione, si è soffermato su quello che ritiene essere il suo principale antagonista, Nello Musumeci. Abbiamo bisogno di cambiare pagina, il problema non sono le persone, ma invece chi sta dietro queste persone, cosa vogliono realizzare, chi sta dietro queste persone. E Crocetta, oltre al PD, può contare sul sostegno di un altro partito di peso, l'UDC di Casini. Certo, il passaggio in Sicilia è un passaggio importante per rafforzare un patto che il Partito Democratico e l'alleanza progressista che il Partito Democratico sta costruendo, per rafforzare appunto un patto tra l'alleanza progressista e una forza centrista in una fase così difficile per il governo del Paese. Ma il cartello delle alleanze è più ampio, dentro anche diversi movimenti, soprattutto l'API di Rutelli e il Partito Socialista. Noi metteremo i candidati socialisti in ogni provincia nella lista Crocetta e puntiamo a eleggere alcuni deputati. È pronto ad incunearsi fra le tradizionali maglie del PD agrigentino, contro cui lotta ormai da tempo l'ambientalista Giuseppe Arnone, per manifestare il suo cronico dissenso. Lei sarà all'interno del PD o all'interno della lista Crocetta? Ma mi pare più probabile all'interno della lista Crocetta, ma diciamo l'amaro calice devono berlo i miei avversari sino alla fine. L'occasione era propizia, la domanda l'abbiamo ovviamente girata al diretto interessato e Crocetta ha risposto così. Ma noi non abbiamo ancora parlato della lista di Agrigento e siccome io non sono un monarca sentirò tutti gli amici di Agrigento e con loro faremo le scelte.